Buonasera mister Nardi, seconda vittoria consecutiva in casa per il Lascari Cefalù, ennesima goleada. Una sua opinione sulla prestazione odierna intanto? Ma prestazione tecnicamente sicuramente non bella, però oggi era importante in qualche modo prendere 3 punti e portarli a casa. Alla fine ci siamo riusciti, per cui l'obiettivo è stato assolutamente centrato. La prestazione di Gnoffo è stata, assieme a quella di Salvatore Arena, tra le migliori in assoluto. Gnoffo bravissimo nelle sponde, Arena bravissimo negli inserimenti, nelle proposizioni sulla fascia. Una sua opinione sulle prestazioni di questi due ragazzi che oggi hanno dato l'anima. Ma guarda, obiettivamente dal punto di vista dell'impegno non posso ritrarre nulla a nessuno dei ragazzi. E sai, quando devi uscire da là sotto c'è la tensione nervosa che ti blocca in qualunque giocata. Abbiamo fatto delle cose buone, alcune meno buone, ma ti ripeto, oggi era importante con le mani con i piedi portare 3 punti a casa. Abbiamo vinto 3-0, va benissimo, è giusto essere anche un tantino felici. Questa vittoria potrebbe alzare il morale della squadra in vista delle prossime partite in trasferta e quindi con l'ottica di centrare finalmente dei punti anche fuori dal proprio campo. Ma questa è una squadra che ha bisogno intanto di ritrovare fiducia, di lavorare molto sulla testa, perché alla fine la testa è quella che comanda tutto, perché dal punto di vista tecnico siamo buoni e dobbiamo avere la fortuna e la bravura di sbloccarci da questo punto di vista. Buonasera Bomber, Domenico Gnoffo. Ottima la prestazione anche oggi al servizio della squadra. Due paroline, vuoi dedicare il tuo gol a qualcuno innanzitutto? Sì, a mio papà che è uscito dall'ospedale, voglio dedicare questo gol. Lavoriamo ogni giorno per migliorarci, il mister ci fa lavorare tanto e pensiamo partita dopo partita. Il cammino è ancora lungo, vediamo alla fine. Ti sei posto degli obiettivi stagionali in termini di gol o No, anche... no, penso prima al bene della squadra, poi tutto il resto viene da sé. Come ti trovi in tandem, in coppia con Bomber Danny Mocciaro? Mi trovo bene, un grande attaccante anche lui, quindi sono contento di avere un giocatore come lui al mio fianco. Obiettivi in vista delle prossime partite? Quali sono gli obiettivi? Di vincerle tutte, sono tutte finali.